Zuliano entra nella casa di un anziano e ruba denaro da un portafoglio, ma è solo l'inizio di quella che in poco tempo si trasforma in una violenta rapina impropria. Protagonista una 46enne pluripregiudicata di Schio che, sfruttando un momento di distrazione e la porta d'ingresso aperta per le pulizie domestiche, si introduce furtivamente nell'abitazione, trova il portafogli della badante e porta via 380 euro in contanti. Immediatamente la badante e la figlia dell'anziano padrone di casa si accorgono del furto, inseguono la malvivente sulla strada, la malintenzionata colpisce con uno schiaffo la badante e le strappa la catenina d'oro dal collo facendola cadere a terra, poi aggredisce anche la figlia dell'anziano. Viene lanciato l'allarme al 112, intervengono tempestivamente i carabinieri di Thiene che bloccano definitivamente la fuggitiva e recuperano i soldi sottratti restituendoli alla legittima proprietaria. Arrestata in flagranza di reato per rapina impropria, la 46enne è stata associata alla casa circondariale femminile di Verona. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.